Buongiorno e ben trovati i titoli del nostro telegiornale. Organizzava summit per Matteo Messina Denaro, arrestato imprenditore accusato di far parte della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, in manette altri 2 uomini d'onore. Il boss di Castelvetrano pensava a un nascondiglio sicuro in Tunisia. Si allunga ogni giorno la lista di compagni violenti denunciati dalle donne. Ai domiciliari 2 uomini a Ragusa e Catania, indagato un immigrato ad Agrigento. Vendevano sul web vestiti con false griffe, ma la Guardia di Finanza irrompe e sequestra la merce in diretta. Nella casa dei 2 denunciati a Siracusa un vasto campionario della contraffazione. A Catania la marcia di studenti dell'Istituto Ferrarin che si oppongono con fermezza all'accorpamento con il nautico Duca degli Abruzzi, ipotizzato dalla Regione. Raccolta differenziata, sono 80 i comuni virtuosi in Sicilia, Messina è il grande centro dove negli ultimi anni si è registrato l'incremento maggiore. La commovente storia di Kebis, il primo rifugiato a donare gli organi in Italia, era arrivato dal Gambia a 17 anni, viveva a Chiaramonte Gulfi nel Ragusano. Calcio, Catania tra mercato, Coppa Italia e campionato. I rossazzurri preparano la sfida al Benevento che chiude il 2023. Ancora ben trovati, un imprenditore mafioso per coprire e finanziare la latitanza, ma anche le rapine commesse a Palermo per ricavare il denaro quando venivano sequestrati i beni ai mafiosi. C'era tutto questo e molto altro dietro la latitanza di Matteo Messina Denaro. Oggi l'arresto di 3 persone, un provvedimento ai domiciliari per un imprenditore e 2 in carcere per 2 uomini d'onore che appunto appartengono alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Manlio Viola. Un covo sicuro e stabile in Tunisia. Durante la sua latitanza Matteo Messina Denaro aveva tentato anche questa carta, sondando la possibilità di trasferirsi oltre il Mediterraneo. E su questa strada lo aveva aiutato un noto imprenditore del Trapanese. Si tratta di Giovanni Vassallo, da oggi agli arresti domiciliari. Continua dunque la ricostruzione passo passo delle coperture su cui ha potuto contare la Primula Rossa fino al suo arresto. Oltre Vassallo, i carabinieri del ROS hanno arrestato anche Emilio Alario e Giuseppe Lodato, ai quali è stata notificata la misura della custodia cautelare in carcere. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido e ha fatto luce sugli affari e sugli assetti del clan di Mazara del Vallo. Dalle indagini è emerso che Vassallo era già stato socio di Giuseppe Grigoli, imprenditore poi pentitoli. Grigoli, grazie ai suoi rapporti col padrino di Castelvetrano, da piccolo bottegaio aveva costruito un impero nel settore della distribuzione alimentare, ma da tempo collabora con gli inquirenti. Così anche Vassallo avrebbe fatto parte della rete di fedelissimi che gestiva la comunicazione di Messina Denaro e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza. Fin dal 2012 avrebbe fatto parte del gruppo che organizzava gli incontri con i capi mafia. Proprio per finanziare la latitanza Vassallo avrebbe anche avuto un ruolo in una rapina commessa a Palermo ad aprile del 2015, il cui bottino, secondo il pentito Attilio Fogazza, sarebbe servito proprio a Messina Denaro. Alario, accusato come vassallo di associazione mafiosa, è già stato condannato in via definitiva per aver fatto parte del mandamento di Mazara del Vallo, Lodato e suo genero. C'è stato un agguato ad Agrigento nella tarda mattinata. Un 48enne tunisino è stato ferito a colpi di pistola nei pressi di piazza Ravanusella, nel cuore della città dei Templi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito all'avambraccio da distanza ravvicinata. L'aggressore, dopo aver esploso almeno 2 colpi, si è dileguato per le strade del centro. Il 48enne è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio. Non è in pericolo di vita. La polizia ha fermato un uomo comunque sospettato di questo tentato omicidio. Si allunga ogni giorno la lista di compagni violenti che però vengono fortunatamente denunciati dalle donne. Ai domiciliari sono finiti 2 uomini, oggi in Sicilia, a Ragusa e Catania, indagato un immigrato agrigentino. Il servizio.
Donne picchiate e maltrattate per anni dai mariti prima di trovare la forza di reagire e mettere fine all'incubo. Succede anche a Ragusa, dove una donna per anni ha subito aggressioni da parte del marito, straniero come lei, spesso di fronte ai figli minorenni. Questa volta si è decisa a chiamare il 112. La donna ha raccontato ai poliziotti dei continui maltrattamenti e della voglia di allontanarsi da casa. Dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso e poi nella sua abitazione per farle prendere gli effetti personali, gli agenti si sono trovati davanti il marito che, avendo intuito le intenzioni della moglie, ha afferrato un coltello da cucina e minacciato gli agenti, che però sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo. L'uomo in questura ha continuato ad opporre resistenza e a minacciare gli agenti, che lo hanno arrestato. Noi ci siamo, noi siamo disponibili all'ascolto, a dare una mano alle donne vittime. Non vi preoccupate neanche se tante volte un deterrente può essere la mancanza economica. Possiamo fare in questo momento anche il reddito di libertà, che ha aiutato tante donne già nel Ragusano e nella nostra provincia. È importantissimo che non vi sentiate sole. Ed a Agrigento un'altra donna picchiata per anni davanti ai figli è arrivata addirittura a perdere il feto che portava in grembo. Alla fine è stata allontanata dalla casa familiare e collocata in una struttura protetta a indirizzo segreto. E sempre oggi a Catania una donna ha chiesto aiuto al 112 denunciando che il compagno la stava picchiando all'interno di un'auto in viale Rapisardi. Una minorenne ha denunciato lo scorso 11 settembre il patrigno per violenza sessuale e l'uomo è stato però arrestato oggi dalla polizia di Messina, che ha condotto le indagini. Le violenze subite, mai denunciate prima per paura e vergogna, avvenivano all'interno dell'abitazione dove la minorenne viveva. La giovane veniva costretta con la forza a subire gli abusi nonostante i pianti e il netto rifiuto. Immaginate che durante la diretta di una televendita casalinga abusiva e di capi contraffatti faccia irruzione la Guardia di Finanza. Non è uno scherzo, ma è ciò che è realmente accaduto a due persone di Siracusa. All'interno dell'appartamento un vero e proprio stock di capi contraffatti. Emanuela Corsi. C'era una volta l'esposizione della merce falsa lungo le strade delle nostre città. Cinture, borse, portafogli di prestigiosi marchi nazionali ed esteri venduti a prezzi molto vantaggiosi perché contraffatti. Ma nell'epoca dei social, degli influencer e dell'e-commerce, quale soluzione migliore di internet per pubblicizzare e vendere capi di abbigliamento e calzature falsi? È l'idea avuta da due siracusani che sfruttavano appunto i canali social per la loro attività illegale. Peccato che tra i follower c'era anche la Guardia di Finanza, che durante la televendita casalinga ha fatto irruzione in diretta. Ultimo pezzo, non ve lo fate scappare. Guardia di Finanza. Buongiorno, Guardia di Finanza. Buongiorno, salve diretta. Nel video la venditrice non solo mostrava l'ampio campionario di abiti di note case di moda italiane ed estere, ma li indossava e dava pure consigli ai clienti in ascolto. Ed è una L con un bel maglioncino soft. Quindi se l'uomo non ha la panza bella forte, lo dici ma... Inoltre i due facevano delle estrazioni a sorte per i follower più attivi, che potevano vincere giubbotti e scarpe. I due sono stati denunciati mentre sono stati sequestrati oltre 500 capi contraffatti. Sono in corso accertamenti anche sui clienti coinvolti in questo giro di contraffazione. E dopo le proteste davanti alla scuola è andata in scena oggi in via Etnea a Catania la marcia degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che si oppongono con fermezza all'accorpamento dell'Istituto Ferrarin con il nautico Duca degli Abruzzi ipotizzato dalla Regione. La preside, una delegazione di studenti, ha anche incontrato il sindaco trentino Tonino De Mana. È il giorno dell'orgoglio, dell'appartenenza e dell'identità. La marcia degli oltre 600 studenti dell'aeronautico Ferrarin è un concentrato di rabbia e speranza, quella di mantenere l'autonomia ed evitare l'accorpamento con il Politecnico Duca degli Abruzzi, che una discutibile scelta della regione rischia di far diventare realtà. A Catania sono 19 gli istituti che rischiano l'accorpamento, ma per il Ferrarin la proposta dell'assessore regionale Turano non è praticabile. Solamente una scelta politica di perdere la nostra autonomia dopo 50 anni di servizio perché sarebbe in pratica una dissolvenza della nostra istituzione scolastica.
Siamo l'unico istituto puramente aeronautico in Italia perché gli altri sono tutti quanti accorpati. Striscioni e cori da stadio in via Etnea. I futuri piloti respingono al mittente l'ipotesi fusione che viene vista come un tentativo di deturpare l'identità collettiva. Siamo qui uniti per cercare di risolvere questa situazione e per mantenere il nostro nome ancora vivo. Nel corso della mattinata una delegazione di studenti capeggiata dalla preside Patrizia Pittala ha incontrato il sindaco Tarantino che ha manifestato solidarietà, respingendo con fermezza l'ipotesi dell'accorpamento. L'ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, occupa la sede del PD a Roma. L'opposizione unisca le forze contro il ponte, dice la segretaria Schlein. Risponde noi ci siamo e Salvini ironizza. Lorena Dolci. È pensabile fare un svincolo dentro Piazza Navona o il Colosseo o nei templi di Agrigento? Ovviamente no, è la stessa cosa e anche di più, non può essere toccato lo stretto. L'ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, è andato fino a Roma per difendere l'unicità di quelle due sponde. Ieri, con un gesto eclatante, ha occupato la sede del PD, incontrando poi la segretaria Elly Schlein per chiedere ai partiti dell'opposizione di portare avanti questa battaglia comune. Si deve camminare insieme e soprattutto mettere gli uffici legali che qui si fa saltare il banco, perché cose assolutamente illegali ce ne sono e ce ne saranno a mai finire. Noi ci siamo, ha detto la Schlein. L'accoppiata non è sfuggita al principale fautore dell'opera, il ministro Salvini, che la ripropone ironicamente sui suoi social. Insieme, e questa è una bomba contro il Sud. E il Sud è di tutti, non è che l'autonomia sarebbe utile. Certo. Tu sai che noi ci crediamo, sulle battaglie comuni bisogna unire le forze. Ma intanto Salvini incassa il pieno appoggio del governatore Schifani, che dopo le iniziali perplessità manifestate sulla partecipazione finanziaria da parte delle due regioni si riallinea. Il ponte va fatto, dice, le somme sono state impegnate. Una follia la bolle invece Accorinti, pacifista e ambientalista della prima ora, che 20 anni fa da professore di educazione fisica decise di arrampicarsi per protesta sul pilone di Torre Faro proprio per dire no al ponte, dopo essersi insediato simbolicamente a piedi scalzi in municipio e aver accolto il Dalai Lama a Messina. Accorinti torna adesso alla sua battaglia del cuore. Restiamo a Messina perché proprio la città siciliana che ha avuto il maggior risultato per quanto riguarda la crescita della raccolta differenziata. I comuni realmente virtuosi in Sicilia sono 80, ma come vi dicevamo il grande centro dove si è registrato l'incremento maggiore è proprio la città dello Stretto. Il servizio è di Francesco Triolo. Sono 80 i comuni rifiuti free in Sicilia, 30 in più rispetto all'anno precedente. Sono quelli che hanno prodotto non più di 75 kg di rifiuti indifferenziati per abitante in un anno. Il dato arriva dal dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2023 che riporta i dati del 2022 della gestione della raccolta dei rifiuti dei comuni siciliani. Complessivamente la raccolta differenziata in Sicilia nel 2022 si attesta al 53,34%, superando quindi per la prima volta il 50%. Era il 48,7% nella precedente rilevazione riferita al 2021. Il comune in vetta alla classifica è il piccolo centro di Longi in provincia di Messina, ma se andiamo a guardare i comuni capoluoghi, in 4 superano il 65%, Ragusa, Agrigento, Enna e Trapani. Messina invece è la città che registra il miglior incremento percentuale, oltre 10 punti, da quando nel maggio 2021 ha esteso il porta a porta in tutta la città e attestandosi a fine 2022 ad un promettente 53,41%. No, non è affatto difficile, basta avere un minimo di senso civico e qualche secondo di disponibilità la sera per portare giù il materiale. No, non è complicata, basta avere la buona volontà di smistare le cose e sistemarli negli appositi cassonetti, come qua si fa anche a casa. Io la faccio regolarmente, non trovo nessuna difficoltà. Ci vuole solo un po' di buona volontà. Sì, quello. Funziona secondo lei? Sì, funziona bene. È complicato? No, è semplicissimo, soltanto i primi momenti, i primi giorni magari un po' di confusione, ma poi è facilissimo. Un risultato dovuto anche alla campagna di comunicazione che il Comune di Messina ha attuato ormai da 2 anni, prima sotto l'amministrazione De Luca e adesso Basile, e alla lotta agli incivili. Questo è un video postato oggi dal sindaco Basile che riprende uno dei tanti sporcaccioni beccati sui colli Sarrizza a gettare spazzatura. È stato identificato e sarà denunciato penalmente. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco.
Siamo tornati in studio, vi raccontiamo la commovente storia di Kebba Seka, ma per tutti era Kebis, è il primo rifugiato a donare i propri organi in Italia. Era arrivato dal Gambia a 17 anni e viveva nel Ragusano. Emanuela Corsi. Era arrivato a Pozzallo dal Gambia con un barcone quando aveva solo 17 anni. Al primo rilascio della carta d'identità da parte del comune di Vittoria, nel Ragusano, aveva indicato di voler donare gli organi in caso di morte. Lo scorso 13 dicembre, a 23 anni, ha perso la vita per le conseguenze di un incidente stradale e i suoi organi sono stati donati, così come lui stesso aveva stabilito. È la commovente storia di Kebba Seka per tutti i Kebis, il primo rifugiato in Italia a donare gli organi. Kebis viveva a Chiaramonte Gulfi, dove faceva il mediatore culturale nella società Foco. Lavorava per mandare i soldi a casa, alla madre, alla sorella di 17 anni e ai suoi fratelli più piccoli. La comunità e i colleghi ricordano la sua generosità. Chiunque ha conosciuto Kebis ne porta comunque un ricordo molto, molto bello. Non ci ha stupito questo suo gesto, perché Kebis era una persona molto generosa è stato generoso anche dopo la sua partenza, ecco. Il giovane aveva realizzato un progetto di economia circolare per consentire alla comunità di gambiani di tornare in patria con un lavoro da svolgere. Ci lascia la voglia di continuare a lavorare in Gambia e a lavorare nella direzione di aiutare i giovani del Gambia a restare nel loro paese e a svilupparsi lì. Intanto il paese continuerà a sostenere la famiglia del giovane. Sui canali social è partita una colletta per consentire il rientro della salma in Gambia. Occorrono 5.500 euro. Gli organi di Kebis sono stati espiantati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il cuore è andato a un giovane di Palermo. Fegato e pancreas sono stati trapiantati a 2 pazienti di Torino. Le cornee invece sono state donate alla Fondazione Banca degli Occhi di Mestre. A Catania il Natale solidale all'Istituto Cavour, tra canti, lavoretti artigianali, giochi da donare ai bimbi meno fortunati con le immancabili letterine a Babbo Natale. Il servizio. Che tutti i bambini del mondo stiano bene, eppure che finisca la guerra in tutto il mondo. Buon Natale a tutti. Richieste per sé e per gli altri. Il grande cuore dei bambini va oltre il Natale, dove, secondo un vecchio adagio, sono tutti più buoni. La loro bontà e la loro spontaneità nasce da piccoli gesti, come donare un regalo ai bimbi meno fortunati o organizzare un mercato solidale per le famiglie meno abbienti. Dobbiamo credere che loro continuino a credere che esiste Babbo Natale. Babbo Natale è un personaggio fantastico, immaginario, tanto atteso per tutto l'anno proprio in questo periodo dai bambini. Ognuno di loro ha preparato una letterina indirizzata a Babbo Natale con i loro desideri e i loro sogni. All'Istituto Comprensivo Cavour di Catania è il giorno delle richieste a Babbo Natale, pronto ad accontentare tutti come tradizione vuole. Per quest'anno vorrei il libro di Robby, la casa di Barbie, una collana con un ciondolo a forma di cuore. Vorrei anche che tutti i bambini del mondo avessero un dono da scartare sotto l'albero. Troverai sotto il mio albero latte, biscotti e carote fresche per le tue renne. Insegnanti impegnate in prima linea ed iniziative di solidarietà che scaldano il cuore e la voce. Cambiamo decisamente argomento, scempio ecologico ad Agrigento, all'interno della storica Villa del Sole, nel cuore della città. Il Comune infatti ha autorizzato il taglio di tutti gli alberi secolari per la costruzione di una scuola materna e un asilo. C'è stato un sit-in dei cittadini e dei movimenti civici. Davide Sarto. Agrigento si ribella contro il taglio di tutti gli alberi secolari della Villa del Sole, nell'area dove è stata avviata la costruzione di una scuola materna e di un asilo. Tanti cittadini, numerose associazioni e movimenti civici si sono radunati in via Europa di fronte a quello che fino a qualche giorno fa era uno dei pochissimi polmoni verdi della città. Un sit-in per manifestare cordoglio e contrarietà allo scempio ecologico, morale e culturale perpetrato alla storica Villa del Sole.
Noi protestiamo perché c'è una sottrazione di verde pubblico, di fruibilità al pubblico di quello che era uno dei più importanti polmoni di Agrigento e abbiamo dubbi sul progetto che si vuole realizzare sostanzialmente, perché sempre di più si sottraggono aree verdi per fare altro. È un attentato alla bellezza e al paesaggio di Agrigento. Una sensazione di angoscia, tristezza. E poi che dire, mi dispiace per i bambini, perché comunque io da bambina in questa villa mi sono divertita. Nel frattempo il Codacons di Agrigento, dopo una segnalazione alla Procura, ha chiesto l'accesso agli atti per riscontrare le autorizzazioni da parte della soprintendenza relative all'abbattimento di tutto il patrimonio arboreo in un'area ricadente nella zona B del decreto Grappelli e sottoposto a vincolo paesistico. Il Codacons sostiene che negli atti del Comune di Agrigento mancano le autorizzazioni secondo obbligo di legge da parte della soprintendenza. Ed è stato consegnato questa mattina a Catania, nel villaggio Sant'Agata, dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore Sergio Parisi, il nuovo polo sportivo da oltre un decennio abbandonato in condizioni di degrado. È stato realizzato un campo da calcio a 5 in erba sintetica, creati un'area giochi per bambini con una zona fitness e compiuta la risistemazione dello spazio limitrofo a via Fellini. Realizzati anche un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse le zone Wi-Fi. Allergie ed infezioni respiratorie nei bambini saranno gli argomenti di Sicilia 24 Focus di oggi alle 14:30 su Telecolor. Ospiti di Adelaide Barbagallo, il pediatra Filippo Di Forti. Le vostre domande potranno arrivare con un messaggio di testo al nostro numero WhatsApp 342 7455 005. L'appuntamento dunque dopo il nostro telegiornale su Telecolor, ma anche in streaming su lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Testa al Benevento, al campionato, perché la sconfitta con il Sorrento pesa e deve essere subito cancellata. Il Catania vuole rialzarsi, anche perché dopo l'impatto iniziale, dopo il cambio in panchina, un punto in 3 gare è troppo poco per la banda di Lucarelli, che non può permettersi altri passi falsi. Le parole del tecnico livornese dopo la sconfitta di lunedì hanno aperto scenari importanti anche sul mercato e l'uscita, quella di Sarao al Siracusa già ufficializzata, è solo la prima di una mezza rivoluzione annunciata sul mercato. I nomi pesanti sono quello del fantasista uruguaiano Cesar Falletti, che Lucarelli ha allenato e lasciato a Terni, e quello dell'esterno Emanuele Cicerelli, in forza alla Lazio, dove però non ha giocato un minuto. Sul fronte uscite ci sarebbero intanto il portiere Livieri, che il Catania potrebbe restituire al Pisa, ma anche il laterale sinistro Mazzotta. Campionato e Coppa però, perché gli obiettivi del Catania sono 2 e quello della Coppa Italia potrebbe essere una porta d'accesso importante. In chiave playoff, sorteggiato l'accoppiamento per le semifinali, il Catania affronterà il Rimini in uno scontro diretto tra andata e ritorno. La prima sfida in trasferta il 24 gennaio, la partita di ritorno al Massimino il 28 febbraio. In caso di qualificazione per la finalissima, la squadra di Lucarelli disputerà ancora il confronto d'andata in trasferta, chiudendo in casa con gara 2. Il Rimini ottavo nel girone B e, come il Catania, è in corsa per un posto ai playoff. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui, grazie per l'attenzione a tutti voi, vi lascio con Adelaide Barbagallo e il nostro Sicilia 24 Focus, a tutti un buon pomeriggio.